Inc. le Giovedì Sante. Siamo qui all'altare del crocefisso, che sarà l'altare della riposizione, popolarmente detto il sepolcro, in cui l'Eucaristia sarà da stasera, dopo la messa in Cena Domini, fino alla veglia di Resurrezione, fino a Pasqua. E quindi guardiamo con più calma il diorama, che abbiamo già segnalato nel video dell'altro giorno, fatto dalla signora Cristina d'Uncirano, che è qui nella chiesa dei Santi Lazzaro e Celso in Dugnano. E vediamo appunto le varie tappe, le varie scene di questo diorama, che per fare un paragone come se fosse un presepio, con le varie scene dalla Domenica delle Palme fino alla Pasqua di Resurrezione. La scena numero 1 è l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Portarono il puledro di Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Poi, dopo la giornata di oggi, il quadro, la scena numero 2, è quella dell'ultima cena. Vi è al piano superiore una grande sala, vi preparate la cena, dice il Vangelo. Al numero 3, la lavanda dei piedi, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli. Ecco le scene del paese, della città di Gerusalemme. Siamo alla scena numero 4, nel Getsemani. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente. Scena numero 5 è il giudizio davanti a Pilato. Lecce homo. E Pilato disse: ecco l'uomo. E gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Numero 6. La corona di spine. Intrecciata una corona, gliela posero sul capo, una corona di spine. La flagellazione subito dopo, scena numero 7. Indovina chi ti ha colpito? E molti altri insulti dicevano contro di lui. Scena numero 8, il luogo detto cranio o Golgota. Gesù, portando egli stesso la croce, si avviò verso il Golgota. Qui si raffigura anche il Cireneo che lo aiuta, come sappiamo dal Vangelo. Numero 9, la crocifissione. Con lui crocifissero 2 ladroni. Ed egli disse al buon ladrone: oggi tu sarai con me in paradiso. Ed ecco il giorno di Pasqua, il sepolcro vuoto. Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta. Non abbiate paura, non è qui, è risorto. Questo è l'annuncio dell'angelo. Anche noi siamo di fronte a queste scene, siamo vicini a Gesù che soffre, ma diciamo con la nostra fede: non è più qui, è risorto.